Matteo, ma l'hai vista? Hanno pubblicato l'intervista ad Alessandro Majorano. Sì, l'ho vista, Dariuccio. E ti preoccupi? Sì, io sì, perché se vai in galera tu ci vado anch'io. No, in galera non ci andiamo, tranquillo Dariuccio, tranquillo. Dietro di noi ci sono loro. Ma loro chi? Ci sono loro, quelli che vogliono conquistare il mondo, e finché ci saranno loro, a noi non ci succederà nulla. L'importante è che facciamo quello che loro ci dicono, e noi, Dariuccio caro, lo stiamo facendo. Sogni d'oro, Dariuccio! Ah, grazie, anche a te, Matteuccio mio! Lo spazio intervista di oggi lo dedichiamo ad Alessandro Majorano. Molti di voi sicuramente ne avranno sentito parlare e sanno che Alessandro è la persona che più di tutti in questi anni si è battuta e si sta battendo affinché i media portino all'attenzione pubblica i fatti e i misfatti del signor Matteo Renzi, attuale, ricordiamolo, attuale, illegittimo presidente di un governo anticostituzionale. Alessandro, tu hai dovuto fare addirittura un appello a Grillo affinché ti facesse illuminare gli italiani su chi è veramente il soggetto che tutti i media stanno proteggendo e osannando. E Grillo, pur consapevole di poter, abbattere attraverso le tue documentazioni il Messia disceso dal cielo per salvare la colonia Italia e il nostro popolo, così lo descrivono almeno, guarda caso continua ad ignorarti. Secondo te, per quale motivo continua ad ignorarti? Ma questo bisognerebbe chiederlo direttamente a Grillo, perché ancora oggi, nonostante questi 3 anni di mio impavido impegno contro Renzi, non mi abbia chiamato sul palco. Spero che a questo punto mi possa dare la possibilità il 10 di ottobre, nell'interesse di tutti, a Roma, al Circo Massimo, affinché una volta per tutte possa raccontare quello che io so su Matteo Renzi. Per cui questa domanda andrebbe fatta direttamente a Grillo. Posso dire semplicemente una cosa che so per certezza: alle TV mi boicottano, i giornaloni mi boicottano, perché hanno una fifa terribile di quello che io potrei raccontare su Renzi, ma quello che io so su Renzi l'ho messo per iscritto ai magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, per cui spero che a questo punto il procuratore capo di Firenze abbia quel sussulto di orgoglio e vada a controllare insieme ai suoi PM tutto quello che io ho messo per iscritto. Sta di fatto che anche il 1° di agosto col mio avvocato Carlo Taormina, l'avvocato più importante d'Italia, abbiamo presentato 52 pagine dettagliatissime di denuncia contro Renzi, Carrai, Dini, Conticini, il MEF e quant'altro in relazione ai ipotetici reati di corruzione, peculato, associazione a delinquere e riciclaggio. Ora, io in questi 3 anni ho avuto il coraggio di dire e firmare tutto. Mi auguro che a questo punto Beppe Grillo mi possa dare veramente questa possibilità, ma non per me, ma nell'interesse di tutto il movimento, nell'interesse di tutti i grillini che vogliono sapere e che forse ancora non sanno la verità su Renzi, perché è indubbio non negarlo che mi stanno letteralmente censurando, ma non sto parlando del Movimento 5 Stelle, sto parlando dei giornali, delle TV, perché hanno paura che io possa sputtanare, diciamo le parole come stanno, sputtanare in maniera incredibile Renzi e fargli perdere il consenso. Ora sarebbe l'ora che a questo punto
sia Beppe Grillo, con il prossimo raduno ci sarà a Roma al Circo Massimo, e i giornali e le TV italiane qualche domandina me la potessero fare, anche perché insieme al mio avvocato, ripeto, Carlo Taormina, abbiamo tanti documenti da mostrare, da esibire, ma soprattutto ci sono dei fascicoli penali alla Procura della Repubblica di Firenze che andrebbero un attimino approfonditi, anche perché col sottoscritto, quando Renzi mi ha denunciato, si sono sbrigati. Non riesco a capire come mai quando si tratta di Renzi misteriosamente tutto diventa sempre più paludoso, visto che a lui gli piace la palude, no? Certo. Ecco, e questo è quanto. Per quanto riguarda la tua domanda, perché ancora Grillo non mi ha chiamato, sarebbe giusto che che voi lo chiedeste direttamente a Beppe Grillo. Alessandro, oltre alle tue denunce c'è anche quella dell'avvocato Carlo Mori, che ha chiesto addirittura la misura cautelare per Renzi e Draghi e per tutti coloro che dal 92 hanno ceduto pezzi della nostra sovranità minando di fatto l'indipendenza dell'Italia. Secondo te perché Renzi, così come tutti gli altri che lo hanno preceduto, non è già in galera, né lo sfiora alcuna inchiesta, per questo che, come possiamo dire, palesemente un crimine contro la Costituzione e una usurpazione della sovranità popolare? Io non sono un magistrato, per cui non mi posso sostituire a un magistrato. Sta di fatto però che Renzi ha avuto e ha un atteggiamento non molto lineare. Basti vedere l'episodio che ho scoperto della casa di Via Alfani, tra l'altro Via Alfani è qua dietro. Certo. Ora non si riesce a capire perché lui per 35 mesi ha preso la residenza in Via Alfani 8, un attico di proprietà di un signore di Firenze, e per 35 mesi il suo amico imprenditore Marco Carrai gli pagava l'affitto. Ora, se qui non ci sono dei reati di corruzione, cosa vogliamo? È palese, è pacifico che ci sono dei reati di corruzione, ma perché non la magistratura, perché non si rimbocca le maniche e, siccome siamo tutti cittadini... E allora, visto che te ci stai portando su questa strada, no, ti vogliamo chiedere, secondo te perché la procura, la magistratura, cioè non interviene nessuno, pur essendoci fatti così chiari e così palesi, come per esempio il Faldone a suo tempo presentarono, se non sbaglio, il Sensi e il Todaro, no? Anche sulle varie ricevute di tutto quello che lui aveva fatto in provincia. La cosa strana è questa, che in tutta Italia i politici che usano denaro pubblico per sue esigenze personali vengono tutti indagati. Renzi di denaro pubblico le ha preso e ho le prove, ho le fatture, non si riesce a capire perché Renzi è l'unico che ancora non è stato mai indagato. Ha avuto una condanna per danno erariale, tra l'altro... Sì, quello di 4 milioni e mezzo che gli è finito a 14.000 euro. Sì, ma tra l'altro... Secondo me l'ha presa in giro anche delle persone. Sì, però c'è un'altra cosa, il 24 di settembre, grazie al sottoscritto e grazie ad Alessandro Di Battista, il signor Matteo Renzi è di nuovo indagato e quindi il 24 di settembre alle 10:30 dovrà rispondere di un nuovo danno erariale di 816.000 euro, sempre alla Corte dei Conti. Anche questo episodio è scaturito grazie al sottoscritto. Ora mi domando, ma perché devo fare sempre tutto io? Con 8-10 milioni di gente che è nel Movimento 5 Stelle, ma quello che ho fatto io lo potrebbero fare altri, e soprattutto non capisco... ma io penso che il tuo discorso non è riferito soltanto al Movimento 5 Stelle del quale tu fai parte. Io presumo che questa cosa sia talmente di interesse nazionale, perché a questo punto noi siamo in una situazione disastrosa, ci sono delle persone che si sono messe lì, non si sa bene da chi, il popolo non le ha approvate. La Costituzione riconosce solo le libere istituzioni, cioè quelle nate dal consenso popolare, e queste non lo sono sicuramente. Queste persone vengono messe non si sa bene da chi, si stanno praticamente rubando tutta l'Italia, nessuno si muove, i militari non ricordano il giuramento che hanno fatto. Ma deve essere la gente che si muove, deve essere il popolo che si muove, il popolo deve fare quello che ho fatto io, si deve ribellare. Fin quando mi ribello io soltanto serve a poco, ma se ci fossero milioni di Alessandro Maiorani, certo, forse qualcosa si muoverebbe, forse questa prepotenza dei politici non ci sarebbe, forse ci sarebbe più equità e più giustizia. Ma ritornando alla domanda che mi hai fatto prima, certo, perché la magistratura non si muove? Perché
Perché? Perché questa domanda andrebbe fatta a chi di dovere. Lo so, ma ci sono tanti magistrati. Io ho un'idea. Io tra l'altro ho anche chiesto e scrissi anche alla dottoressa Bocassini, va bene? Perché avrei avuto piacere che la dottoressa Bocassini venisse a Firenze. Ora è arrivato questo nuovo procuratore che è una persona correttissima e sono convinto che non lascerà quello che il mio avvocato, ripeto, Carlo Taormina, gli ha messo sul tavolo anche il 1° agosto. Ma non è assolutamente giusto. Io sono 3 anni della mia vita che a martello ogni giorno tento di fare emergere la verità su Matteo Renzi. Allora, rispondendo anche alla tua domanda, perché Grillo non mi ha mai chiamato? Non lo so, mi ha chiamato, ripeto, sono in contatto con 2 parlamentari, uno è Massimo Martini e l'altro è Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista mi ha invitato alla Camera dei Deputati, abbiamo parlato a lungo e in merito al nostro colloquio Alessandro Di Battista il 4 di agosto ha fatto un'interrogazione urgente sia a Renzi sia al Ministro della Giustizia Orlando in relazione alla vicenda della casa. Ma ripeto, non so perché Grillo ancora non mi ha chiamato. Spero che con questa occasione di questa grossa manifestazione che ci sarà a Roma al Circolo Massimo, Beppe Grillo mi possa dare questa possibilità di salire sul palco per raccontare una volta per tutte quello che io ho fatto contro Renzi e quello che a questo punto io mi aspetto che il Movimento 5 Stelle faccia, perché sulla scia di quello che io ho fatto il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare altre cose. Io l'ho fatto a livello di esposti, denunce. Il Movimento 5 Stelle invece dovrebbe fare qualcosa a livello politico, nella speranza che veramente io lo chiamo palle di segatura Renzi. Si può dire palle di segatura? Che il signor palle di segatura Renzi, che non mi sembra un'offesa, anzi una battuta fiorentina, possa veramente andarsene e liberarci di questa sua incompetenza e di questa sua così come non mi fermo qui perché sennò poi mi denunciano, vorrei mi denunciasse un'altra volta, poi dopo, capito? Ascolta, ma te hai scoperto anche, perché abbiamo visto sul nostro sito, tu hai postato quell'articolo sulle vacanze di Renzi. No, io ho presentato un'esposta alla Guardia di Finanza di Viareggio in relazione alle vacanze di Renzi al Forte, perché vorrei capire se queste vacanze a Renzi sono state regalate o se Renzi ha avuto uno sconto, perché se Renzi ha pagato di tasca sua nessuno ha da dire niente. Se Renzi avesse accettato degli sconti avrebbe commesso un reato in relazione al finanziamento illecito da partiti. Quindi spero che anche qui la Guardia di Finanza e la Procura di Viareggio possa un attimino andare a vedere tutta la situazione. E poi lancio un appello, ma la Guardia di Finanza, la Procura, deve soltanto, se ha voglia di fare emergere la verità, contattare il dottor Stefano Bisogno, ufficio di gabinetto del Ministero del Tesoro, il quale da 3 anni sta protocollando ogni settimana una marea imponente di atti e documenti. Stop! C'è solo la volontà, qui c'è solo la voglia e la volontà di andare a vedere se Majorano è un pazzo, se è un mitomano, o seppure Majorano ha ragione. Io me ne sono assunto la responsabilità. Ho firmato sapendo che andavo incontro, ma io non ho problemi, io non ho paura, a me non mi dico, so davvero ragione. È Renzi che è un attimino in difetto. E poi vediamo quello che succede. Spero che con questo fascicolo, tra l'altro aperto alla Procura di Firenze all'attenzione del dottor Luca Turco, che è il fascicolo 1281-2014, modello 45, senza ipotesi di reato in relazione alla vicenda della casa, possa diventare un modello 21 e iscrivere Renzi e Carrai tra gli indagati. Come, io ripeto, la Procura della Repubblica di Firenze, il nuovo procuratore capo, tenga in considerazione quello che il mio avvocato Carlo Taormina ha depositato il 1° di agosto, 52 pagine da me firmate, in relazione ai presunti reati di associazione a delinquere, peculato, riciclaggio e corruzione contro Renzi, Carrai, Palumbo, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono un cittadino che si è rivolto alla magistratura, mi auguro e veramente vorrei avere delle risposte, visto che con me si sono sbrigati
In 2 mesi mi avevano già rinviato a giudizio, e io di questo li ringrazio, anche perché soltanto avendomi rinviato a giudizio io a questo punto con l'avvocato Carlo Taormina potrò far diventare questo processo una seconda Waterloo per Renzi, perché ho 31 milioni di sprechi di soldi pubblici e questo signore si è sparato per sue velleità personali. E poi c'è da dire un'altra cosa che non mi torna, vedi, c'è una cosa che non mi torna. Una notte questo signore, palle di segatura Renzi, ha speso in un albergo a Boston 3.000 euro. Ora, io vorrei sapere, questo signore quella notte a Boston, con quei 3.000 euro, cosa ci ha pagato e chi? Ma a distanza di 5 anni ancora non è stato saputo niente. Allora, palle di segatura Renzi, vai pure a denunciarmi, visto che ti chiamo palle di segatura, ma dacci una risposta. Quelli erano soldi miei, soldi della collettività. Allora, possiamo avere delle risposte? E soprattutto, Grillo, cortesemente, Beppe, io ti voglio tanto bene, mi piace tanto, mi fai dire 2 o 3 cosine su Renzi il 10 di ottobre al Circo Massimo? Grazie. Beh, noi speriamo che Grillo dica di sì a questo punto, perché almeno ci divertiremo e sentiremo delle cose reali, con documenti reali e con fatti reali, perché finora Grillo sì ha parlato, diciamo ha parlato soltanto, ha fatto molto poco, quindi speriamo che con te, con le tue testimonianze, con i tuoi documenti, con questi 3 anni che tu hai speso per far conoscere la verità su un soggetto che a livello nazionale cominciamo a conoscere tutti quanti, quindi speriamo che qualcuno faccia uscire fuori questa persona che si è praticamente presa il potere. Si è preso il potere, ma non se l'è preso da solo, e qui mi fermo, se no mi becco una denuncia, ma non se l'è preso da solo il potere, c'è stato qualcuno che gliel'ha dato e l'ha aiutato, perché dovete dire come si fa a mettere al potere uno come Renzi. E con questo vi saluto. Ok, ti ringrazio Alessandro.